voglio salutare senatore Patuanelli, grazie di essere con noi, direttore Franco Bechis. Patuanelli. Ma io, cambiando la parola Putin con la parola Europa, sono d'accordo con quello che ha detto l'onorevole Procaccini. Cioè è l'Europa che in questo momento è uno degli ostacoli maggiori al percorso di pace in Ucraina, perché ha impostato un'economia di guerra, perché ha deciso che soltanto le spese militari e quelle collegate alle spese militari, quindi la spesa della difesa in senso ampio, possano non far parte del debito degli Stati membri, perché ha deciso di puntare tanto sull'economia di guerra e quindi non può permettersi in qualche modo la pace, l'Europa, non tanto Putin. E aggiungo sulle parole dell'ammiraglio che di fatto sia la Presidente Meloni che l'onorevole Procaccini adesso hanno detto era meglio se stava zitto, però cerchiamo di limitare il danno che ha fatto ed è così. Ha detto sostanzialmente prima di ricevere un pugno diamolo perché l'attacco è la migliore difesa. È un po' pericoloso però in questo contesto avere questa posizione. Sottolineo poi che la Presidente Meloni dice che bisogna misurare le parole, sono 3 anni che lei scommette sulla vittoria militare dell'Ucraina e lo ribadisce in tutte le sedi istituzionali. Ora anch'io penso che sia meglio diciamo, evitare di usare parole troppo forti. Credo che la vittoria militare dell'Ucraina sulla Russia non sia una possibilità. Lo dico in senso negativo, ci sarebbe piaciuto che 3 anni di conflitto almeno portassero al mantenimento dei territori, ma questo non è possibile. È del tutto evidente che l'Ucraina dovrà accettare di perdere i territori che la Russia ha conquistato nei primi 2 mesi del conflitto e che per 3 anni poi ha mantenuto. Se posso, mi sorprendevano le parole così nette del senatore Patuanelli, diciamo, contro l'Europa, che fanno un po' scolorire le esitazioni leghiste, perché a me pare invece che l'Europa sia, diciamo, l'ultima resistenza a prendere per buono il piano della Russia in 28 punti, che come sappiamo poi era diventato in un momento quasi quello degli Stati Uniti e che prevede la cessione di territori che la Russia non ha conquistato, poche garanzie di sicurezza per l'Ucraina e una riduzione dell'esercito che forse uno Stato appunto confinante con una potenza che ha ancora ambizioni egemoniche, ecco, non può accettare. Quindi ero un po' sorpresa da questi toni così ostili. Che dice, senatore? Toni ostili, guarda, se uno mi chiede ma tu cosa vorresti? Io vorrei che Putin si ritirasse da tutti i territori che ha conquistato in questi 3 anni di conflitto, che dicesse per me noi non è un problema se l'Ucraina entra nella NATO e nell'Unione Europea, che la NATO può arrivare fino al nostro confine, noi saremo in pace per sempre e mi piacerebbe tantissimo questo. E il problema è che non è così, è che le guerre si vincono sul campo e che la guerra sul campo la sta vincendo Putin e quindi bisogna prendere atto che ci sono centinaia di migliaia di morti, non sappiamo neanche esattamente quanti, il conteggio dei morti nel conflitto non è molto chiaro né da un lato né dall'altro e quindi bisogna far terminare il conflitto nel modo migliore possibile. Non esiste la pace giusta, nessuna pace. No, anche gli ucraini, esiste la pace possibile. Hanno cambiaato declinazione. Vogliamo una pace almeno dignitosa, dicono gli ucraini. Quanto è importante, senatore, la vicenda che stiamo raccontando e commentando, al di là di quelli che saranno gli esiti, ovviamente? Però non è indifferente quali saranno gli esiti, no? Nel senso che è importante innanzitutto che ci siano le verifiche su ciò che è accaduto. Non è molto chiaro il quadro né nelle accuse né di cosa sia successo. Quindi non è indifferente sapere che cosa succederà. Io poi non ne farei una questione di appartenenza politica, voglio dire, l'onorevole Procaccini parlava di quello che è accaduto in Europa e più volte ha visto coinvolti membri, diciamo, della sinistra europea o del centro-sinistra europeo. In Italia diciamo che anche il centrodestra non è che se la passa benissimo con indagini, ma le responsabilità penali sono soggettive, non sono di partito, non sono di... io penso che ad esempio alcuni provvedimenti del centrodestra in Italia ha indebolito la capacità poi di prevenire fenomeni di corruzione. L'aver abolito il reato d'abuso d'ufficio, che è sempre stato un reato, diciamo, prodromico a quello corruttivo, sicuramente non aiuta il controllo e la verifica di ciò che i cosiddetti colletti bianchi fanno o nella loro attività politica o di dirigenza, perché poi ci sono anche dirigenti coinvolti.
Quindi io sul Dice tema quel reato Mogherini, io credo che è il tema intorno al quale abbiamo dibattuto, era il reato cavallo di Troia che faceva poi scoprire altri reati. Che tra l'altro l'Europa ha bacchettato l'Italia proprio su questo. No, non è vero questo. Sì. È stato appena approvato un testo che recepisce anche... che lo fa reintrodurre, che chiede all'Italia sostanzialmente, cambiando il nome, ma di reintrodurre il reato dell'abuso d'ufficio. È tutto un altro fattispecie. Il relatore è Antocci, quindi insomma, è tutto un altro fattispecie. Conosco molto bene il provvedimento e la discussione europea, perché appunto ne siamo coinvolti direttamente. Però, ripeto, per commentare ciò che è accaduto alla Mogherini bisogna capire un attimo di più il quadro. Tra l'altro Conte andrà, no? Ad Atreju, questo è confermato. Sì, no? come quasi sempre. Come quasi sempre, non è la prima volta che il Presidente Conte venuto. sale sul palco da Atreju. Mi fa una battuta dopo essere usciti dal racconto della 13ª, insomma, una fotografia dell'Italia. Il problema è che servirebbe la 14ª, la 15ª e la 16ª agli italiani, perché io capisco dividerci sull'analisi di alcuni dati, non dividerci sui dati. La crescita italiana nel 2027 è l'ultima in Europa. È la previsione del 2027. È la previsione del 2027. Ho capito, anche quella degli altri paesi è la previsione. Mancano 2 anni. E nel 26 è la penultima. Quindi è da domani. Guarda il 25. La crescita, lo spread, siamo al terzultimo posto rispetto alla Germania, perché lo spread ha una dinamica identica in tutti i paesi europei, perché non è che le economie italiane, spagnole, francesi sono andate molto bene e quindi abbiamo recuperato sullo spread tedesco. No, è la Germania che è andata malissimo e quindi tutti gli altri paesi hanno recuperato nello stesso modo. Anche sulla Francia. Occupati. Ci sono 200, voto per pieno, 200.000 occupati in più rispetto all'anno scorso, di cui 550.000 in più dai 50 anni in su e 300.000 in meno sotto i 50 anni, dati Istat. Questo significa che l'aumento degli occupati è legato esclusivamente agli scatti pensionistici, si va in pensione più tardi e quindi ci sono più occupati, tanto che il PIL pro capite, dati Istat di 3 giorni fa, è diminuito perché i lavoratori, diciamo, non sono è chiaro quello che sta dicendo. Sì. Quindi c'è un lavoro, i numeri sono prisma. È diminuito rispetto a cosa? Rispetto all'anno prima. Dato assolutamente falso. Dati Istat non sono miei. Vabbè, possiamo verificarlo, no? Lo facciamo, sapete, lo facciamo la prossima puntata.